dopo il gol iniziale sicuramente abbiamo dato una scossa alla squadra sicuramente e siamo andati alla grande. Purtroppo concediamo sempre qualche 5-10 minuti di annesia iniziali che dobbiamo sicuramente migliorare. Poi quando troviamo il gol e sicurezza la squadra si è dimostrata all'altezza della situazione. Beh, sicuramente i 3 punti ci portano in una posizione buona, abbiamo fatto 2 vittorie e 2 pareggi, ma ancora sappiamo che non abbiamo fatto niente di concreto perché il campionato è lungo ed è molto molto equilibrato. Ci sono squadre che abbiamo affrontato che saranno sicuramente all'altezza della situazione per lottare fino alla fine per il campionato, per l'accesso ai playoff, quindi dobbiamo stare ancora molto calmi, molto tranquilli e concentrarsi partita dopo partita a quello che verrà, insomma. Siamo arrivati alla partita molto rimaneggiati, avevo due persone in panchina che non potevo entrare perché erano infortunati e quindi mi trovavo proprio con una ridotta ai minimi termini, abbiamo lottato quello che abbiamo potuto, insomma, quindi c'avevamo problemi a ripartire, insomma, abbiamo trovato il gol, abbiamo cercato di difendere, che già l'impostazione era quella, insomma, però loro sono più bravi, li conosco, era la mia squadra l'altro anno, quindi hanno gente di certa esperienza e di certa classe, insomma. Abbiamo retto abbastanza bene, il secondo tempo siamo un po' lasciati un po' troppo andare, quindi loro hanno preso il sopravvento. Ripeto, eravamo proprio ridotti ai minimi termini, quindi ai ragazzi posso solo dire grazie perché hanno fatto tutto quello che gli avevo chiesto e hanno fatto il massimo che potevamo fare in questo momento.